Oggi ci prepariamo una bella merenda insieme. Per questa merenda ci occorrono 2 banane e 50 grammi di cioccolato fondente. Come frutta per decorare potete usare quella che volete. Per prima cosa mettiamo a sciogliere il cioccolato fondente. Poi le 2 banane le dobbiamo frullare. Io ho rotto il frullato, cioè non l'ho rotto io, si è rotto da solo, ho fatto tutto lui. Quindi le frullo qua. E mi sistemo la frutta. Io ho scelto more, lamponi e mirtilli. La faccio in questo stampo qua di alluminio, ci ho messo carta da forno, non è usata, è stropicciata, però gli potete dare la forma che volete. Quindi mo frullo la banana e torno. Ecco qua, ne ho aggiunta un'altra, ne sono 3 in tutto. Aggiungo il cioccolato fondente, così. Una volta che abbiamo frullato il tutto, ci sistemiamo la frutta a piacere, così. Ecco qua, una volta che l'abbiamo sistemato ci mettiamo questo su. Eccolo pronto. Ma voi non vi muovete che torno subito, eh? Eccolo pronto, è stato 2 ore in congelatore. Eccolo qua. Ho fatto una merenda con banane, all'interno c'è lampone, mora, mirtillo. Guarda. Com'è? Vuoi assaggiare? Un pochino sì. So. Assaggia dove c'è il lampone. Ma buono. Eccolo pronto. Ora ho fatto tutto a pezzettini. Quello che fanno merenda, quello che no lo rimetto in congelatore. Provatelo, è ottimo. Provateli.